Nell'ambito del trofeo Gentleman for Life, la sesta corsa dal Savio, Arione Zaira dei Veltri, Artaterme Jet, Bono Jet, Top Gun America, The Best of Glory, Non Onward SM, Adone Dalvio e Zagor MTT, favori per Top Gun America. Numero 5 dello schieramento, Antonio Vitielli in sediolo. Vediamo le fasi di lancio, sono veloci Zaira dei Veltri, Bono Jet e Top Gun America, ed è Bono Jet che conquista subito il comando. Numero 8 Adone Dalvio. La squalifica per Adone Dalvio. 14,9 i primi 200 iniziali, con comando dunque Bono Jet, seconda posizione per Zaira dei Veltri, all'esterno si è adeguato Top Gun America. Intanto 600 metri iniziali che se ne vanno nell'ordine del 46,7, Top Gun America su Bono Jet che guida il passaggio davanti alle tribune. Il favorito insiste, attacca a traguardo lontano, i due prendono vantaggio da Zaira dei Veltri. Non passa però Top Gun perché Bono Jet lo respinge anche al passaggio davanti alle tribune. E così i due appaiati continuano anche sulla penultima curva, con Bono Jet che mantiene sempre mezza lunghezza di margine su Top Gun America, poi Zaira dei Veltri, Arione degli Dei e gli altri che faticano a progredire. C'è stato un chilometro svelto comunque nell'ordine dell'1,16 e siamo a 400 dalla conclusione, con Bono Jet che tiene ancora a testa Top Gun America e anzi cerca di allungare e di svincolarsi dall'avversario. C'è intanto il tentativo in terza ruota di Arione degli Dei. Bono Jet prende vantaggio su Top Gun America che appare in difficoltà completamente della piegata. Bono Jet in netta evidenza all'ingresso in addirittura d'arrivo. Bono Jet nel finale aumenta ancora il proprio vantaggio e viene a concludere netto vincitore. Il secondo posto sul palo è probabilmente ancora per il numero 2 Zaira dei Veltri che tiene a bada Ron Howard SM. 1,14,6 con 29,1 secco a chiudere dopo un 29,2 di penultimo quarto, e Bono Jet sorprende così il favorito Top Gun America e viene a vincere in maniera davvero netta. Andiamo a rivedere le fasi finali con Bono Jet, allievo di Giordano, che viene a vincere nettamente. Il training è quello di Natale Cintura per la scuderia Crazy Doctors. Successo quindi per il controfavorito Bono Jet che in percorso di testa ha respinto tutta la strada Top Gun America e alla fine vince ancora nettamente nei confronti di Zaira dei Veltri e di Ron Howard SM.